La Casa di Andrea, una nuova comunità per ospitare giovani con problemi sociali, il servizio di Mauro Zanutto. Assessore Sanaggiotto, oggi si è aperta la prima comunità terapeutica per adolescenti del Veneto. La Regione non è mancata a questo appuntamento, lei ha detto che questa sarà la strada da seguire? Certamente sì, vede molti giovani oggi, se li lasciamo in famiglia distruggono anche le famiglie. Abbiamo tenerli negli ospedali costano molto di più, 10 volte di più, e non c'è una risposta sociosanitaria capace di aiutare questi ragazzi. Questa è una casa, è una famiglia, dove però è presente l'azienda con i propri medici, con lo psichiatra, con il primario, dove è presente invece un principio di sussidiarietà orizzontale, la gestione dell'impresa sociale che gestisce la casa, come essere in casa, aiutandolo però con le professionalità che una famiglia non può avere, e poi li teniamo vicino al loro territorio dove sono nati, perché l'obiettivo è migliorare la qualità di questi ragazzi. Questa è la prima, ma spero che in questa legislatura di realizzarne almeno una per provincia. Quali saranno i ragazzi che arriveranno in questa comunità residenziale e che tipo di percorso affronteranno? Allora, saranno ragazzi inclusi nella fascia d'età in genere 14-17. Sono tutti ragazzi che hanno un percorso già alle spalle piuttosto problematico, caratterizzato da insuccessi scolastici, amicizie devianti, comportamenti anche trasgressivi o fortemente trasgressivi, che possono anche aver determinato delle conseguenze sul piano legale. Oltre a questi naturalmente anche alcuni il cui comportamento è passato sotto silenzio, se non per le problematiche scolastiche che potevano presentare. Sindaco, IESO è un nuovo tassello per la sanità locale e non solo, la prima comunità terapeutica del Veneto per minori. Sì, una bella iniziativa che appunto va al di là di quello che è il confine della nostra ASL, ma si pone come il primo esempio di un servizio che credo il Veneto meritasse e che riporta a casa alcuni ragazzi che erano in giro per l'Italia e che grazie all'attenzione della nostra ASL e alla disponibilità della Casa di Andrea inizia un percorso nuovo, e quindi siamo particolarmente felici che l'accoglienza si dimostra ancora una volta una sua forza nella nostra città.